Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati. Eh sì, è volato in un batter d'occhio questo fine settimana, ma noi siamo carichi, energici, pronti a ricominciare anche in questo lunedì e siamo pronti a passarvi la nostra energia. Intanto andiamo un po' a capire come andrà questa giornata. Un buongiorno anche da me Maria, andiamo a seguire le novità dei nostri 12 segni e che dire, partiamo subito. Ariete, iniziamo sempre da voi, siete sempre i primi della lista e iniziamo con un consiglio: non fate di un granello una montagna. Questa la linea giusta per iniziare la settimana. Siete un po' confusi oggi, diciamolo, soprattutto su cosa sia davvero preferibile fare, siete indecisi e poi siete portati a esagerare a causa dell'opposizione di Mercurio a Papà Giove in questo lunedì. Meglio volare basso. Toro, voi oggi siete accompagnati dal sestile lunare a Urano, vi starete chiedendo, e quindi, la vostra ambizione vi guida verso scelte consapevoli. Nel lavoro poi potete fare passi da gigante senza difficoltà. Contenti? Un tocco di romanticismo però ce lo vogliamo mettere? Dopotutto non fa mai male, anzi vi spingerà a rimettervi in gioco, a qualunque età. Gemelli, siamo da voi, il primo giorno della settimana, proprio questo, e senza infamia e senza lode. Rimettere la sveglia, lo sappiamo, costa molta fatica, soprattutto a voi, ma dato che non volete arrivare tardi, bisogna farlo. In ufficio oggi meglio evitare discussioni logorroiche, vi farebbero perdere molto tempo prezioso, noi intanto vi abbiamo avvertito. Lunedì positivo invece per i nostri cancro, sotto ogni punto di vista per lo più, questo grazie anche agli ottimi rapporti della Luna con Venere e Urano. Non avete nulla di cui preoccuparvi. Questa è un'ottima frase per iniziare la settimana, che dite? Una relazione che vi sta molto a cuore poi potrebbe prendere il volo in maniera del tutto inaspettata. Aspettiamo aggiornamenti. I nostri amici del Leone invece oggi hanno optato per fare completamente da soli qualsiasi cosa. Una cosa poi a cui tenete molto in particolare la volete proprio fare in prima persona. Alla fine la vostra strategia si è rivelata proprio azzeccata, avete scelto la strada giusta. Anche se non dimenticate la gentilezza, poi dall'altra parte mantenete la vostra autorità, almeno in certi precisi campi, è meglio. Vergine, voi dovete dire qualcosa di veramente importante a una persona per voi molto cara? Oggi c'è il trigono del Sole con Plutone che vi darà un'indispensabile mano, per fortuna. Potete migliorare le relazioni semplicemente con dialogo e attenzione, affetti da riscoprire e da incentivare in questo periodo. Molto bene. Quadratura lunare invece che accompagna i nostri Bilancia, si aggiunge pure l'opposizione di Mercurio a Giove, rendendo il vostro intervento, quello che dovrete fare, più confuso del previsto e gli altri potrebbero non cogliere il senso che voi volevate dare. Quindi cercate di seguire un filo logico e il segreto che vi sveliamo è semplificare. Ottimi stimoli per i nostri Scorpione oggi dalla Luna in un segno d'acqua come il vostro proprio. Grande sintonia con il partner, del quale cogliete al volo i bisogni. Oggi siete in perfetto equilibrio. Un corso di aggiornamento dall'altra parte potrebbe migliorare le vostre competenze specifiche, una cosa che dovete fare, in particolare nel mondo del lavoro, vi aiuterà. Sagittario, per voi oggi alti e bassi, soprattutto in campo emotivo, ma sapete bene come gestire gli imprevisti, non vi fate mai mettere i piedi in testa da nessuno, sottolineiamolo questo. È tempo di prendere una decisione, decidere se accettare un incarico piuttosto noioso, quindi valutate attentamente i pro e i contro, poi fate la vostra scelta. Capricorno, armonia tra il Sole e Plutone oggi vi aiuterà a sopperire all'opposizione lunare, quindi a ritrovare una certa armonia. Poi potete migliorare alcune situazioni, ma solo se non vi farete impensierire oggi dai 1000 pensieri che vi corrono in testa. Nonostante le difficoltà, possiamo dirlo, non vi tirate mai indietro, in nessun caso. Vi meritate quindi una bella lode da parte del vostro capo e tranquilli, arriverà presto. Acquario, sarebbe forse il caso di prestare attenzione a ciò che anche l'ultimo arrivato ha da dire. Dovete ascoltare tutti, non vi potete permettere di perdere nessuna informazione, soprattutto quando c'è da prendere una decisione. Avete fatto poi una promessa importante al partner, non vi potete tirare indietro per lo più all'ultimo minuto, siate irreprensibili nel vostro comportamento oggi, seguite la serietà del lunedì. Chiudiamo ancora con i nostri pesci in positivo, andiamo alle stelle. Il vostro inizio settimana infatti è accelerato dalla Bianca Signora, avete quella marcia in più rispetto agli altri che a volte non riescono proprio a starvi dietro e oggi ancora di meno, ottimo. Volete assumervi maggiori responsabilità? Questo è il momento giusto di farlo, troppi incarichi non sono facili da gestire, ma non per voi. Si chiude qui così il nostro oroscopo del giorno, grazie per essere stati con noi, auguriamo a tutti una buona giornata, un buon inizio settimana, carichi di energia e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0